Cari amici elettori, eccoci qui per i consueti auguri di buon anno. Volevo augurarvi che il prossimo anno sia il più migliore della vostra vita e che vi porti tanta gioia e serenità. Inoltre, in questo giorno di solito vi comunichiamo i punti della prossima stagione politica che inizierà domani. Sono 3 punti molto importanti. Il primo è che non vogliamo più sentire parlare di autonomia e di indipendenza del Veneto, ma da oggi parleremo solo di secessione. Ho deciso che costruiremo un muro intorno a tutti i confini del Veneto e staremo un po' per i cazzi nostri, che tanto in Italia ci hanno mangiato fuori il cotto e anche il crudo, e per cui possiamo stare anche per conto nostro. E per fare questo ho bisogno del vostro aiuto. Perché? Perché per risparmiare Sky il muro lo faremo di bottiglie vuote. Per cui stasera, che è l'ultimo giorno dell'anno, dateci dentro come squali, bevete il più possibile, che mi servono le bosse vuote. Perché avevo pensato, appunto, si fa una fila di bottiglie lungo tutto il perimetro, botta di cemento e un'altra bottiglia sopra, fino ad arrivare a 10 metri. Così ci separiamo. Tanto qua non ci manca mica niente dell'italiano. Abbiamo un bel mare, abbiamo delle montagne fantastiche, abbiamo una bella botta di laghi, abbiamo masci e vacche dappertutto che possiamo campare per 100 anni solo mangiando carne di maschio. Non ci manca niente. Abbiamo i vini più buoni dell'Italia, ragazzi. Vi ricordo, bevete che mi servono le bottiglie. Secondo punto della nostra campagna, qual è? Il problema dell'acqua alta a Venezia, che è un problema che ci attanaglia da tanti anni, e ho deciso di risolverlo in questo modo. Compriamo 80-90 km quadrati del deserto di Sahara dai nostri amici africani, che tanto è fatto di sabbia, con una pipa di tabacco te lo vendono, e prendiamo un grosso tubo, grande cosita, e tacchiamo a pompare acqua dalla laguna verso il deserto. Per cui in questo modo prenderemo 2 piccioni con una fata. Perché? Perché da una parte sbasseremo il livello dell'acqua a Venezia di 20-30 cm buoni e quest'acqua andrà a finire a irrigare il Sahara, nel quale potremo piantare una bella piantagione di prosecco o di cabernet, insomma di vino buono. Ok? Ultimo punto della mia campagna, che partirà appunto da domani, è quella dell'abbandono dell'euro, che l'euro ormai ci ha rotto le balotte a tutti quanti. Lo so che tanti di voi vorrebbero tornare alla lira, però anche questo non è tanto facile. Per cui abbiamo deciso di creare una nuova moneta. Regia, scusa, metti in sovraimpressione. Ecco, questo è il Gotto. Sarà in vigore da domani in tutto il Veneto. Il Gotto vale circa 1000 lire. Da domani parte in vigore questa nuova moneta. Inoltre cercheremo di sviluppare il baratto, per cui se uno non ha Sky e comunque magari ha un salato a casa, può scambiarlo con 5 kg di mele. Oppure se uno ha un cavretto, può andare in pizzeria e pagare la pizza alla famiglia con il cavretto. Se uno ha 20 uova, può scambiarlo con una borsa di vino. Ma insomma, adesso non stiamo qua a fare tanti esempi. Se uno non ha niente, quello dovrà andare via il culo. Insomma, ecco, adesso non è che posso. Ecco, questo è il mio programma per il prossimo anno. Bene. Signori, io vi saluto con un abbraccio caloroso e anche con una raccomandazione. Stasera cercate di guidare poco, che dovete bere. Mi servono le bottiglie per fare il muro. Conto su di voi. Un saluto dal vostro presidente e buon anno!